Consigliere Lasfanti, allora ci spiega un po' cosa vuol dire intanto bene comune. Ci fa qualche esempio? Il bene comune è individuato dalla comunità, perché è quel bene, materiale o immateriale, che serve all'interesse generale. Questa è la definizione che ne dà l'ABSUS, il laboratorio sulla sussidiarietà, che ha supportato il Comune di San Donà di Piave nella stesura del regolamento, soprattutto per la parte giuridica. Gli esempi quindi possono essere moltissimi all'interno di questa definizione. Un bene comune può essere un'aiuola piuttosto che una scuola che ha bisogno di qualche intervento di recupero, un edificio dismesso che viene riutilizzato, ma anche le relazioni tra le persone, piuttosto che uno spazio che diventa luogo di incontro e momento di aggregazione. Molto bene, ma per un cittadino che prima voleva impegnarsi, perché c'è bisogno di un regolamento? Che cosa cambia? Che cosa offre di più un regolamento per il bene comune? Il regolamento che abbiamo approvato inquadra dal punto di vista normativo e giuridico le richieste dei cittadini che sono arrivate anche in Comune a San Donà, che chiedevano di collaborare per la gestione di alcuni dei beni comuni citati prima. Quindi è una griglia che dà la possibilità alle parti di definire i rispettivi diritti e doveri, i tempi con cui saranno realizzati, le risorse che ciascuna delle parti potrà mettere. È anche il modo concreto per attuare l'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione, che parla proprio della possibilità per i cittadini di attuare iniziative autonome per l'interesse generale insieme alle amministrazioni territoriali oppure di livello più alto. E concretamente come vi siete mossi per realizzare questo regolamento? Il percorso è partito in Consiglio Comunale dopo la mozione presentata dalla consigliera Zeulico-Latti, che ha dato mandato al Consiglio e alla Giunta di individuare uno strumento per poter dare spazio a queste richieste che, come dicevo, erano arrivate. E lo strumento individuato è stato il regolamento. Abbiamo cominciato a lavorarci sopra seguendo il modello del Comune di Bologna, che è stato il primo comune italiano ad adottare questo regolamento, e quindi nel frattempo aveva maturato anche una certa esperienza a livello di stipula poi dei patti di collaborazione. E abbiamo avuto un supporto prezioso da parte dell'ufficio preposto dei comuni politici, che dovevano essere risolti. Avete dato spazio al Comune di Bologna, che ha dato appunto supporto per individuare i nodi critici. E quindi adesso, per un cittadino che vuole impegnarsi concretamente per fare qualcosa per il bene comune, cosa cambia? Cosa deve fare ora che sarà approvato questo regolamento di diverso da prima? Adesso che il regolamento è approvato, il cittadino può tranquillamente avanzare delle proposte. Possono farlo cittadini singoli, associati in modo formale o informale, aziende, associazioni di categoria, enti di diversa natura presenti sul territorio. Ciascuno può fare una proposta all'amministrazione comunale presentando un piccolo progetto sul quale intende impegnarsi a lavorare, e sarà poi stipulato un patto di collaborazione, che è una sorta, tra virgolette, di contratto che inquadra l'attività che si svolgerà nell'ambito del regolamento. L'amministrazione può anche proporre dei patti cosiddetti complessi per attività che ritiene particolarmente articolate o nelle quali vuole coinvolgere più soggetti. Un esempio è la caserma Tombola-Anfava, che è stata acquisita dal Comune di San Donà dopo la procedura avviata dal demanio in materia. Il Comune ha fatto un bando chiedendo quali soggetti fossero interessati a entrare nella progettualità e poi a seguire nella gestione di questo spazio importante per la nostra città. Alcuni soggetti, associazioni e realtà di diverso tipo si sono fatti avanti, e con loro si è iniziato un percorso proprio per definire come gestire, che cosa fare all'interno di quello spazio. Bene, consigliere Lasfanti, la ringrazio, le auguro buon lavoro e ai cittadini un tanto impegno per il bene comune.